L'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto inizierà la sua attività intorno alle 23 di domenica 25 settembre. I primi dati che verranno dati in continuo saranno quelli relativi all'affluenza al voto, anche con i confronti con le precedenti elezioni. Dopodiché ci sono tre tipi di informazioni che verranno date in sequenza. La prima è quella dello spoglio dei voti, che comincerà col Senato e poi con la Camera, e quindi a partire grosso modo dalle 23:15, 23:20, lo spoglio di tutte le sezioni elettorali dei comuni del Veneto e anche del resto d'Italia. In secondo luogo verranno offerte le stime sui seggi e le proiezioni via via fornite dalle varie aziende che producono, che forgeranno proiezioni elettorali. Quindi proiezioni elettorali e di volta in volta le stime per il Senato e la Camera in Italia e in Veneto. Da ultimo sarà disponibile, sempre sul sito dell'Osservatorio del Consiglio regionale del Veneto, anche tutte le cartografie relative ai partiti, alle coalizioni, eccetera, eccetera. Grosso modo, quindi, in termini di tempi, alle ore 23 si inizia l'attività, intorno alle 24 ci saranno le prime stime, intorno alle 2 i primi risultati, prima di un break inevitabile per la notte, e a partire dalle 6 di mattina i risultati finali.